Cari amici, ben ritrovati in questa seconda puntata di In viaggio con me, ma in viaggio con i nostri amici, con i nostri ospiti. Sono ancora sui Colli Iberici perché i Colli Iberici hanno tanto da raccontare e io spero in piccola parte di potervi essere utile in questo racconto. Partiamo da Lonigo, anzi scendiamo da Lonigo, eravamo come ricordate nella cantina Punto Zero, la cantina di Marcella Tofano, e scendiamo dalla sua cantina per ritrovarci in centro a Lonigo, naturalmente per una pausa gourmet. Abbiamo preparato un raviolo, è un raviolo fatto con una farina integrale. All'interno abbiamo utilizzato dell'olio dei Colli Iberici, un olio spremuto al freddo. Viene appoggiato su una crema soffice di patate, abbiamo utilizzato delle patate di Roveredo di Qua, quindi stiamo sempre sui colli. E alla fine, per finire il piatto, abbiamo grattugiato del tartufo nero. Pausa gourmet in un posto straordinario come l'Enoteca Osteria Bombetta e siamo con Elisabetta e sentiamo da Elisabetta cos'è questo spazio, cosa racconta questo spazio alle persone che verranno a trovarla. Peculiarità della mia enoteca, della mia osteria ed enoteca, il rispetto innanzitutto della tradizione, dei piatti della tradizione, dei vini territoriali, ma anche un po' la rivisitazione dei medesimi, abbinando anche vitigni magari inusitati e anche vini magari direi non troppo blasonati, non perché non mi aggradino, ma proprio perché il mio focus è quello di fare un po' di ricerca anche alternativa. Sono una amante del vino, una mia grande passione da quando ho memoria, posso dirlo, quindi questa riscoperta anche dei vini biologici nonché di quelli naturali e biodinamici apre nuove porte a mio avviso, quindi non bisogna essere fossilizzati sui vini che maggiormente si conoscono, ma bisogna essere pronti anche a nuove esperienze gustative e visive assolutamente. Andiamo oltre le etichette. Con questo piatto io ho abbinato un vino alsaziano, il domaine si chiama Jos Meillet. Il vino è un pinot grigio in purezza, dopo una pressatura soffice viene fatto fermentare in botti di legno e dopo viene lasciato un po' affinare. La peculiarità di questo vino è che è un vino che sa di terra, tant'è che il nome ricorda appunto i campi di frumento, no? Il nome si chiama Fromenteau infatti. Ed è un vino complesso, dalle note minerali, dalle note sapide, che ben si abbina a questo piatto perché è una carezza per il palato e non nasconde i gusti del cibo che è stato proposto. Siamo sempre nei Colli Iberici, da Lonigo allarghiamo il nostro discorso verso quelle che sono le vie d'acqua, vie importantissime da cui sono arrivati i veneziani. Siamo sul Gua. Siamo sull'argine del fiume Gua, un fiume che è stato di fondamentale importanza per tutta la zona di Zimella. Primo all'epoca dei veneziani perché rappresentava una strada vera e propria da Venezia per arrivare fin qua. Infatti lungo questo corso d'acqua si trovano numerosi insediamenti, come questo che c'è alle mie spalle nel 1800, risale al 1800, è stata creata una segheria e un mulino appunto sull'argine del fiume perché per la produzione dell'energia elettrica. Veniva prodotta energia elettrica per il fabbisogno di questi due insediamenti ma anche di insediamenti che c'erano più avanti. Poi nel tempo ovviamente non c'era più bisogno di energia elettrica, però il Gua risulta ancora oggi di fondamentale importanza perché irriga tutte le zone agricole da qui fino giù in fondo verso il Polesine. Un fiume essenziale perché mancando questo le coltivazioni andrebbero perdute.
Il fiume Gua, oltre a questo determinante ruolo per la produzione agricola, vedrà affiancarsi anche un altro importante significato, che è quello del turismo. Infatti stiamo concludendo il progetto della costruzione di una pista ciclabile che sarà sull'Argine e che collegherà il paese di Lonigo a quello di Cologna Veneta. Manca un ultimo tratto di 1000 metri più o meno, un'arteria che diventerà molto importante perché collegherà il Vicentino alla zona di Cologna Veneta, che ha in costruzione un'altra importante arteria ciclabile che è l'Austiglia-Treviso, quindi anche per il turismo ciclabile su 2 ruote sarà determinante la costruzione di questa pista. Oltre a questo bellissimo scorcio sul Gua, questo comune ha altri piccoli gioielli che favoriscono un turismo che non è di massa, soprattutto che arriva dall'estero, perché l'estero apprezza i piccoli borghi dove ci sono da scoprire tante architetture inaspettate. La zona infatti in epoca veneziana è stata, tra virgolette, colonizzata da Venezia, dalla Repubblica Serenissima. La zona di Zimella era praticamente dorso duro, era una colonia vera e propria di Venezia, e questo ci ha lasciato in eredità bellissimi scorci, delle ville non particolarmente fastose ma comunque di pregio, che attualmente vengono visitate appunto dal turismo straniero. Vengono qui qualche giorno, si godono questi piccoli borghi dove possono riscoprire anche quella che era la cultura contadina, come veniva organizzato il lavoro. Questo progetto della pista ciclabile auspichiamo ci porti anche un turismo che comunque non sarà mai di massa e che quindi dà la possibilità anche di visitare serenamente, tranquillamente, senza troppa gente, troppe masse, luoghi che comunque hanno un fascino irresistibile del tempo. Siamo sempre nel territorio dei Colli Iberici, territorio anche del Palladio, perché qui ci sono grandi esempi di architetture e l'architettura del Palladio la fa da padrone in questa zona dove siamo oggi, con la Villa Pisani, che fa da sfondo a questa bellissima intervista con l'architetto Diego Peruzzo. Seguitemi. Dopo aver studiato attentamente la villa, aver consultato i testi, aver immaginato questi pisani che arrivano da Venezia risalendo il Gua, approdando su questo spettacolare posto, e avendo anche analizzato le mappe che sono contenute nella villa, e andando un miglio più giù, no? Andando più verso Zimella, mi sono accorto che incominciarono a esistere anche altri elementi architettonici, no? Importanti. In sostanza la villa padronale costruita dai Pisani genera, siccome avevano una vastità, tanti prati, risaie, eccetera, non so quanti campi, 2000 campi, una roba immensa, hanno costruito altre case più piccoline, ma però sempre ispirate al fondaco, sempre ispirate al salone passante, alle luci che perforano la casa. È anche interessante questa si chiama Morosina, che è questa casa fatta ovviamente per altri pisani, magari meno importanti di loro, ma a cui davano però la possibilità di coltivare altre terre, altre risaie. E ho scoperto questa cosa fantastica in questa casa che si chiama La Morosina, in cui la facciata verso strada è come fosse la facciata de Mar, si chiama, no? Come che fosse il mare, perché loro venivano da Venezia, avevano il Palazzo Pisani sul Canal Grande. I camini verso il canale sono azzigogolati, costruiti, veneziani, si alzano, bellissimi, no? Quasi delle architetture, mentre verso l'interno, verso la calle, i cammini diventavano più semplici perché non li vedeva nessuno. Ma anche questa casa qui, questa Morosina, da cui poi siamo partiti
a pensare questa villa lineare, cioè questa genera un territorio, no? Allora, verso la strada, che è come fosse il mare, no? Il mare, forse il Canal Grande, i cammini sono particolarissimi, eccetera, eccetera. Invece verso la campagna diventano semplicissimi. E lì poi ci sono però altre barchesse, altre colonne, altre case, poi andiamo giù e troviamo altre ville da un'altra parte, andiamo a Zimello, troviamo il mulino, insomma c'è tutto un sistema che viene generato da questi veneziani che si vengono a prendere un palazzo bruciato, perché i Nogarola, quelli che avevano prima, si erano ribellati a Venezia. La prima volta li hanno perdonati togliendo il titolo, la seconda volta, visto che stavano ancora con gli imperiali, con gli scaligeri, hanno bruciato tutto. Arriva Palladio e costruisce anche qui su una preesistenza, perché le prime ville palladiane, abbiamo visto a Caldogno, abbiamo visto, sono costruite sulle preesistenze, perché siccome qui c'era anche molta acqua, avere già una base è importante. Poi si potrebbe andare avanti una vita a capire perché il palazzo Brusato aveva la torre centrale, poi il Palladio ne fa due, ma lì dobbiamo fare una lezione infinita. Ma quello che ci interessa è andare a prenderci delle iconografie, delle tipologie territoriali. Quello che è testuale lo facciamo contestuale, attraverso materie, attraverso interventi specifici, architettonici, no? E l'abbiamo chiamato la villa lineare, perché qui la campagna è vasta, la campagna si può dire è tutto, perché anche qui ci sono i vitigni, e poi questi filari di alberi, di gelsi, c'è un continuo, si può pellegrinare, si può quasi perdersi, no? Io almeno che vengo dalle colline, mi piace questo territorio perché lo trovo fortemente poetico. E poi ci sono delle cose, delle chicche, delle preziosità che bisognerà mettere in linea, mettere in rete e portare alla gente, insomma. E poi ovviamente il vino, poi il cibo, qui c'è un ristorante, il riso e poi si crea una storia. Una mappa che è una mappa che c'è qui dentro nella villa, si vede proprio allora la villa Pisani, si vedono le barchesse e poi si vede il fiume che fa da confine tra Vicenza e Verona, e appena di là la chiesetta di Santo Stefano e delle casupole disegnate in cui si vede benissimo questa villa morosina, da cui ti stavo spiegando che l'architettura diventa passante nel piano nobile. Su queste mura poi ci sono questi archi, questi proteri che noi andremo a perforare per guardare cosa c'è al di là, perché al di là c'è la campagna più vasta. Oggi il mio viaggio si ferma a Padova, una bellissima tappa a casa di Andrea Valentinetti nel suo Radici. Andiamo a scoprire cosa preparerà per voi per queste feste di Natale. Abbiamo pensato di portare col menù da sport a casa il giorno di Natale. La nostra gallina l'ho completamente rivisitata, perché è una gallina in saora alle 3 cipolle, dove andiamo a prendere la nostra gallina sfilacciata, quindi bollita come faceva la nonna per circa 3 ore, poi sfilacciata a mano. La andiamo a condire con un caramello all'aceto, una cipolla stufata, una crema di cipolle e un'essenza di cipolla che è data da un'estrazione della cipolla con l'uvetta e poi del moscato dei Coliocani. Tutto questo viene rifinito poi con un pinolo tostato, al quale andremo ad aggiungere poi, per rendere ancora più carina la nostra gallina, quindi a rendere anche l'aspetto visivo del piatto molto più bello, del radicchio tondo che viene sbollentato in acqua e aceto, poi conservato in olio, dove anche qui ci sarà una componente acetica che darà molto gusto al piatto, e per finire con qualche piccolo germoglio di rucola. Questa è la nostra insalata di gallina, che sarà l'antipasto del nostro menù da sport per quanto riguarda il menù di Natale da portare a casa ai nostri clienti. Sarà un Natale diverso, però grazie ai tuoi piatti potrà essere ancora un bel Natale. Sarà un Natale sicuramente diverso, ma non deve essere senza sorriso, perché il sorriso, anche se non ci siamo fisicamente, arriverà comunque a tavola. Facciamo gli auguri ai nostri spettatori. Tanti auguri di buon Natale, di buone feste, anche a te soprattutto Luigi, e grazie che ci hai invitato.
Dopo la bellissima proposta di Andrea Valentinetti, non mi resta che chiudere questa puntata, ma prima di farlo voglio darvi una bella proposta, una proposta a fin di bene per questi regali di Natale, ma non solo, anche dopo Natale va sempre bene. Parlo di questa iniziativa di Ice Veneto, un'iniziativa enosolidale in cui voi potete acquistare questo bellissimo Magnum e con i proventi di questo acquisto andrete a sostenere una causa benefica, la causa di Vicenza for Children. Vicenza for Children è un'associazione appunto che dedica il suo tempo, le sue risorse per i bambini e penso che in questo momento, un momento difficile per tutti noi, i bambini debbano rimanere sempre nella nostra attenzione, nel nostro veramente cuore e quindi il vostro cuore vi può dire di acquistare questa Magnum. Tra l'altro è una bellissima Magnum, cioè abbiamo qui dal Maso con l'Avica una proposta realizzata appositamente per Ice Veneto e per questa iniziativa dedicata appunto alla solidarietà. Ma guardate queste bellissime immagini che vi entusiasmeranno e che vi porteranno all'acquisto. Ma vi domanderete come posso acquistare questo bellissimo Magnum? Modo molto semplice ed immediato. Basta che vi colleghiate con il vostro smartphone o con il vostro PC al sito Ice Veneto e andate nello store dove ci sono parecchie idee sempre legate alla solidarietà. Una di queste è Alba Vite edizione 2020, l'Avica 2017. È un Veneto rosso IGT di Dal Maso. Aggiungete al carrello, naturalmente potrete fare questo acquisto in tutta sicurezza utilizzando uno dei mezzi messi a disposizione dalla piattaforma Ice Veneto. Quindi vi verrà recapitata direttamente a casa vostra senza nessun problema, in massima sicurezza. Potrete avere un regalo per voi, un regalo per chi volete bene e naturalmente farete un'opera di beneficenza per chi ne ha veramente bisogno. Non mi resta altro che salutarvi e naturalmente vogliate cogliere i miei auguri per queste prossime feste, che siano delle feste sicuramente di pace, di armonia, diverse da quelle che normalmente facevamo, però potranno essere altrettanto belle, allietate dalla presenza dei nostri cari. Un saluto e tanti auguri. Abbiamo un Sandro De Bruno